insieme, è venerdì e quindi i nostri ospiti sono lo SPCGL del Veneto. Ben ritornato Daniele Tronco, segretario organizzativo SPCGL, Buongiorno. grazie di essere qui con noi. Ben ritornato anche a Danilo Toccane, segretario regionale dello SPCGL. Buongiorno. Allora, sono con noi quest'oggi perché approfondiamo un tema molto importante, visto che anche è prossimo una ricorrenza significativa, è quello della legalità. L'abbiamo affrontato anche in altre occasioni: sensibilizzare, educare, fare cultura della legalità. Non è soltanto una parola, deve essere trasmessa anche ai giovani e bisogna comunque superare anche degli step. Parleremo anche di dati molto interessanti, perché lo SPCGL si è prodigato in questo senso anche a livello nazionale per fare una conta dei beni che sono stati confiscati alle mafie. Ma sono soltanto mafie o si tratta anche di qualcos'altro? E nel nostro territorio c'è una sfaccettatura dei fenomeni di illegalità, anche molto grave, che purtroppo colpisce indistintamente chiunque, anche chi non se lo immagina, soprattutto poi nel mondo del lavoro. Allora, forte anche dell'esperienza maturata sul campo e non, vediamo un po' di capire perché questo interesse è così forte per voi. Sì, buongiorno intanto. Noi è un percorso che stiamo facendo da parecchio tempo che ci vede protagonisti un po' in tutta Italia, ma in modo particolare in Veneto abbiamo un progetto che portiamo avanti da tanto tempo di uno scambio anche di relazioni tra il mondo dei pensionati e il tema della legalità. Diciamo che per esempio noi nella contrattazione sociale inseriamo questo tema nei confronti che abbiamo con le varie amministrazioni pubbliche, introduciamo anche questo tema che va dalla lotta all'illegalità, come potrebbe essere anche l'evasione fiscale, fino ad arrivare alla gestione dei beni confiscati alle mafie, che poi vedremo anche in Veneto hanno una loro rilevanza, per passare poi al rapporto con il mondo della scuola. Noi siamo attori, protagonisti in decine e decine di incontri, ci facciamo promotori con vari soggetti, sia di giornalisti, scrittori, con diverse realtà scolastiche del Veneto, dove abbiamo rapporti di collaborazione e portiamo anche il nostro contributo come pensionati ai giovani, perché in realtà è un lavoro, è un terreno da dissodare in modo molto importante, perché intanto c'è uno scambio intergenerazionale, perché diciamo che noi portiamo la nostra esperienza di persone che hanno vissuto sulla loro pelle anche processi molto pesanti. Basti ricordare che quando queste forme di illegalità arrivano nel mondo produttivo, magari acquisendo con vari strumenti, con varie metodologie aziende, poi in molti casi queste acquisizioni si trasformano in licenziamenti, chiusure, perdite del posto di lavoro o cose di questo genere. Quindi diciamo che c'è anche una relazione poi anche sindacale di presidio su questo terreno che ci vede protagonisti. Quindi dentro quest'ambito abbiamo una serie di iniziative che ci vedono appunto protagonisti. Parliamo anche di una commemorazione. Prima di darle la parola, possiamo dire che Danilo Toccane, vediamo un nostro servizio della nostra redazione relativamente a questa giornata che è significativa e poi ci allacciamo. Prego. Terra, solchi di verità e giustizia è il tema della 23esima edizione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, le cui commemorazioni avranno luogo in tutto il territorio nazionale il 21 marzo. Per noi è molto importante la memoria. Libera nasce su questo tema della memoria, perché attraverso il ricordo delle vittime di mafia possiamo costruire anche la speranza di un futuro. Ogni regione sceglie una piazza simbolica per quella regione. Quest'anno per noi la città scelta è stata Padova. Padova è stata scelta per vari motivi.
perché c'è una presenza di una cultura, di un'economia molto vivaci, perché Padova è nella sua università medaglia d'oro della Resistenza, ma anche perché Padova rappresenta le criticità della moderna evoluzione anche dei fenomeni mafiosi, non solo perché vi è nata la mafia cosiddetta del Brenta, quella per intenderci di Felice Maniero, ma perché poi l'ha dimostrato anche il caso Aspide, attraverso un sistema di corruzione, estorsioni e usura. Padova è nel mirino. Qual è la situazione delle mafie in Veneto, ma soprattutto a Padova? La situazione del Veneto per fortuna è migliore rispetto alla situazione della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Piemonte, dove lì ci sono stati molti comuni sciolti per mafia, quindi questo addirittura è un sintomo di come la presenza della criminalità organizzata sia tale da andare a incidere nella determinazione della pubblica amministrazione. In Veneto abbiamo le presenze di esponenti di alcuni clan di queste associazioni criminali mafiose a stampo tradizionale, ma abbiamo anche moltissime imprese che o sono diretta emanazione oppure riciclano denaro illecito della criminalità organizzata. Daniele Toccane, fa riflettere questo, cioè perché sembrerebbe, è una cosa molto vicina a noi, quindi il portarla anche come giornata nazionale il 21 marzo sul nostro territorio, dove peraltro anche voi siete tanto impegnati, fa pensare. Sì, indubbiamente fa pensare. L'aver scelto questa giornata del 21 di marzo come giornata nazionale di ricordo delle vittime di mafia è un appuntamento che ci ha visto sempre partecipi assieme a Libera anche come CGIL e come Sindacato Pensionati del Veneto, tant'è vero che l'anno scorso eravamo a Verona, l'anno prima eravamo in campo, è vero, a Venezia, quest'anno è stata scelta la città di Padova e sicuramente, viste le logiche, ci saranno nei prossimi anni altre città del nostro Veneto che saranno coinvolte. È un momento di ricordo di quelle che sono state le vittime, di conseguenza anche a Padova, in campo degli Eremitani, saranno letti i nominativi di quasi 1 migliaio di persone che, è vero, vittime di mafia. Dentro di queste persone ci sono anche molti sindacalisti che nel corso degli anni, è vero, sono stati colpiti come azione repressiva da parte della mafia stessa. Noi vi partecipiamo con grande convinzione, saremo presenti con le nostre bandiere, con le nostre, è vero, leghe territoriali che abbiamo anche qui nella città di Padova e nel resto del Veneto. Però quello che voglio sottolineare è che oggi siamo in presenza di una maggior consapevolezza del fenomeno. Per lungo tempo al nord si tentava di esorcizzare il problema dicendo la mafia qui da noi non c'è, la mafia è un fenomeno che riguarda, è vero, il sud. Noi abbiamo più volte denunciato che c'è stata una trasformazione della mafia, del fenomeno mafioso. E quello che leggiamo anche in questi giorni, le stesse interviste di cui i giornali locali ne sono pieni, da 3-4 giorni a questa parte, tutti quanti li abbiamo visti, eccetera, è che oggi c'è una maggior consapevolezza del fenomeno. Ora, anche prima nel servizio si diceva chiaramente che il Veneto ancora non è una regione mafiosa, ha fortemente non ha i numeri di altre regioni, non ha i numeri di altre regioni, giustamente si citavano, però come si vede nel nostro Veneto la mafia è molto presente. È molto presente e di conseguenza qui bisogna vedere innanzitutto l'assunzione di una responsabilità e di una conoscenza. Per cui, come si diceva prima, noi siamo impegnati con la nostra propaganda, con i nostri strumenti e con questo vastissimo programma che stiamo svolgendo in modo particolare nelle scuole a parlare con i nostri giovani per evidenziare il fenomeno, perché secondo noi di mafia, è vero, c'è bisogno che tutti quanti se ne abbia una maggior consapevolezza. Il punto dov'è?
Il punto è giustamente questo. Rosy Bindi cessa il suo mandato di Presidente nazionale della Commissione Antimafia del Parlamento, si redige, è vero, tutti i verbali, tutte le azioni riassuntive dell'attività che si è svolta, si assegna questo giudizio al nostro Veneto, che noi ci sentiamo molto di condividere, però il problema è che cosa si fa in termini di contrasto. Io verifico che da parte della magistratura, da parte della polizia, delle forze dell'ordine, si porta avanti un'azione repressiva, come dire, molto valida, molto interessante. Non passa giorno che apri la radio e nei primi servizi ci sono i sequestri di qua, di là, di su e di giù, e da come si vede anche i sequestri, è vero, e le carcerazioni da parte di persone venete che hanno fortemente collaborato con la mafia. Quindi lei dice, tutto sommato il contrasto e l'attività c'è. Il punto sul quale dobbiamo avere la consapevolezza è questa, che c'è stata una penetrazione dei mafiosi del sud, magari anche attraverso la logica del confine. Si ricorda quando nel 1970 i mafiosi venivano condannati al sud e venivano mandati al confine, venivano mandati dalle nostre parti. Maniero ne è la testimonianza. Quando c'è stato il salto del Maniero che da bandito, è vero, si è trasformato in mafioso, perché non dimentichiamoci che è sbagliato parlare di Mala del Brenta, perché la banda Maniero, unica nel nostro Veneto, è riconosciuta come mafia. L'unica attività mafiosa. Il resto c'è la criminalità, c'è l'intermediazione, c'è la corruzione, ci sono gli affari loschi, ci sono di tutte queste cose che nel nostro Veneto ne era molto ricco, perché i mafiosi a processo hanno detto siamo arrivati qua e abbiamo trovato un terreno molto, come dire, propenso, un terreno molto fertile. Poi dopo noi ci abbiamo messo del nostro e di conseguenza siamo arrivati a questa situazione. Ma lei diceva, quindi il contrasto esiste forte, voi lo percepite. Esiste un'azione di contrasto, le ripeto, sul quale noi esprimiamo questo giudizio anche di positività. Il punto è che si pongono per esempio alcuni interrogativi. Dopo che si è fatta la confisca del bene, che cosa succede? Perché noi vediamo che nel nostro Veneto, per esempio, ci sono circa 400 beni, è vero, confiscati. Magari chiedo dalla regia se possiamo mettere in onda un attimo le slide relativamente a questi dati, che così magari potete anche leggerli voi da casa direttamente, perché sono effettivamente interessanti. 317 beni confiscati, non ancora assegnati, 102 beni già destinati a enti, comuni e associazioni. Ecco qua, così possiamo vedere queste slide. Lei vede che la stragrande maggioranza dei beni confiscati proprio da questa tabellina non sono ancora stati assegnati, non sono ancora stati utilizzati. Di conseguenza c'è un forte depauperamento di quello che è un bene illegale verso la sua trasformazione in un bene legale che produce effetti positivi sull'occupazione e sulla ricchezza. Oggi, per esempio, io ho una seria preoccupazione. La metto così, a livello veneto. Nel 2013 si è ottenuta una legge veneta sul contrasto alla criminalità, è vero, e sulla educazione alla legalità. Ricordo a tutti che noi abbiamo espresso un giudizio positivo su quella legge. Quello che noi oggi evidenziamo, che a distanza quasi di 5 anni non si sono prodotti quei passi necessari per rendere attuativa quella legge, di modo che la popolazione, è vero, ne veda con i propri occhi quelli che sono i benefici. Questo è rivolto al Veneto, questo, se mi permettete, è rivolto anche a livello nazionale. Che è già a livello nazionale
Un attimo solo che io lo interrompo perché stanno arrivando anche dei messaggi, così lo leggiamo e anche gratifichiamo un po' chi lo scrive, che giustamente i telespettatori ci tengono che vengano letti i propri messaggi. Quando si vede il servizio sui sequestri è solo la punta dell'iceberg, sotto c'è un oceano, va bene confiscare, reprimere, ma la cura al male è la prevenzione e di questo non si fa nulla perché la mafia governa letteralmente. Saluti. E poi un altro messaggio che era arrivato prima diceva è maggiore la consapevolezza, è maggiore la mafia, è aumentata la consapevolezza della gente o è aumentata la presenza mafiosa? No, è aumentata la consapevolezza nella gente, tant'è vero che se ne parla con noi sono 5 anni che facciamo questa attività, come si diceva prima, nelle scuole, ma non la facciamo solo come SPIC UGL. Io so che la fanno anche altre associazioni, la fa Libera che abbiamo visto prima, certo. È vero, lo fa l'Arci, ci sono tanti altri organismi, tanti altri enti che sono impegnati in questa opera di educazione alla legalità. Però c'è anche un punto, mi lasci dire questa mia preoccupazione, che è di queste ore. Noi abbiamo avuto che a settembre dell'anno scorso il Parlamento italiano finalmente ha votato una nuova legge di contrasto e di utilizzazione dei beni, è una legge però che rischia di rimanere impantanata, perché quella legge per produrre effetto ha bisogno dei cosiddetti decreti attuativi. Le elezioni sono andate come sono andate. Adesso la CGIL nella giornata del 21, in questa ricorrenza, noi in tutte le piazze d'Italia, lo faremo anche qui a Padova, chiederemo che si presti particolare attenzione a quelli che sono i decreti attuativi di quella legge. Sapendo per esempio che uno dei 5 decreti attuativi che quella legge necessita riguarda il mondo del lavoro. Qui ci fermiamo un attimo perché qua il mondo del lavoro è un aspetto molto interessante con cui voglio riprendere il punto con voi. Andiamo rapidamente in pubblicità, pochi secondi, così poi ritorniamo e affrontiamo anche questo tema tra poco.